Buon pomeriggio ragazzuoli, ed eccoci che andiamo a giocarci la battaglia per la Spagna del Sud. Giochiamo i nostri campioni, la nostra legione seconda Equestris, capitanata da Agrippa Laberio Catullo, e la nostra legione di supporto, capitanata da Quinto Cetronio Prisco, e la legione è la sesta Auditrix. Dall'altro campo abbiamo i Lusitani con Sobios e Sattilos. E insomma, ragazzi, sarà una bella sfida. Ci dà perdenti, vedremo se effettivamente lo saremo. Loro presentano una notevole quantità di cavalleria. Questo può essere sicuramente buono per noi perché abbiamo anche noi una notevole quantità di cavalleria. Non tanto per lo scontro cavalleria contro cavalleria, ma perché comunque abbiamo anche una buona quantità di fanteria che può venirci sicuramente utile contro la sua cavalleria. E poi abbiamo invece un nemico che presenta una notevole quantità di fanteria, e anche noi, vedete, abbiamo tanta fanteria. Vedremo come giocheremo, chi entrerà prima in combattimento rispetto a un altro, se c'è il fiume di mezzo, quindi insomma, sono tante cose da capire, ma ce le giocheremo in battaglia. Loro hanno veramente tante stelline, anche i nostri non sono male, però i loro sembrano essere belli forti perché guardate, soprattutto hanno dell'esperienza e l'unità veramente elevata, a differenza della nostra che è buona ma non è eccellente. Ma vedremo, tanto andiamo a giocarcela. Io ragazzi come sempre vi esorto a mettere like e a seguire la serie. Vedete, abbiamo un guado al centro, ok? E vi dico ovviamente sempre malvenuti ragazzi. Giochiamoci questa battaglia epica. 4.000 uomini noi, 5.000 gli avversari. Ok, perfetto. Ci sono le montagne, ragazzi. Ci sono le montagne. Sarà veramente un casino con le montagne. Va bene, attendiamo. No, no, no. Iniziamo lo schieramento. Tanto abbiamo tanta fanteria quanta loro. Ragazzi, non mi aspettavo questa cosa. Ma non avevamo... Ah, eccolo qua il ponte. Ok. Noi partiamo veramente... Come mai siamo così arretrati? Ma ho capito perché il computer ci ha messo qua in fondo. Va bene, ok. Ma noi giocheremo... eccolo qua. Qui c'è un ponte, qui c'è un guado. Ok, qui ce n'è un altro. Sembrerebbe di no. Sembrerebbe di no. Sembra che ci siano due punti di accesso. Uno qui e uno qua. Allora li dovremo difendere. Ok, fanteria con lancia. Ok, questa è buona contro la cavalleria. Allora, ci prendiamo 3 unità romane e ce le mettiamo qua. Testuggine offensiva. Ok, va bene. Poi ci prendiamo le lance che hanno più probabilità di passare dall'altra parte. Eccoli qua, guardate, guardate. Tac, saltati fuori. Qui hanno tutta la cavalleria, quindi le lance le mettiamo assolutamente qua. Assolutamente. E ok, perfetto. Quindi qui abbiamo tanti di questi. Allora, facciamo che 3 li mettiamo qua. In questo modo. Li teniamo qua nascosti. Questi andranno in questa direzione. Ok. Va bene. Quindi 2 saranno qui. 3 saranno qua. Perciò ne mettiamo uno qui, 2 qua. Cosa manca l'appello? Chi manca? Ah, manca ancora lui. Allora, fatemi vedere. Ok, va bene. Allora, così.
Ok, e la cavalleria tutta da questo lato. Allora, vediamo ragazzi come andrà, perché non sono così sicuro di farcela, vi dico la verità, perché ho paura che i nostri spawnino in questa zona. Se così fosse, potremmo essere in difficoltà. Va bene, dai, intanto andiamo a giocare, andiamo a occupare il ponte. Qua, andiamo a occupare qui il ponte subito. Mettiamo la cavalleria dietro per ora. Mamma mia, sono veramente grossi loro, eh. Devi stare attenti qua. Eccoli che... lo sapevo. Infatti siamo spanati alle loro spalle. Tra l'altro anche loro. Allora, possiamo andare subito a schiacciare quelli sul ponte. Andiamo a farlo. Subitissimo però dobbiamo farlo. Subitissimo. Tanto selezioniamo la nostra cavalleria. Ok, così si sposta tutta la cavalleria. E ce la defiliamo. Ok. E tutti gli altri. Abbiamo anche delle picche magnifiche, quindi... Vedere se riusciamo però a gestire il tutto. Perché è bella tosta. Per ora qua non si avvicinano. Per ora. Subito i primi morti. Ok, perfetto. Ok, ok, si è riunita la nostra cavalleria. Da questo lato, perfetto. Ok, eccoci qua. Bene. Allora, uno di questi secondo me può raggiungere benissimo quest'altro lato di qua. Ok, si stanno defilando. Andiamo a rompergli le scatole. Andiamo a rompergli le scatole. Anche con la cavalleria. Guarda qua, cosa ho visto. Uh, uh. Ok, perfetto. Ah, questi sono spostati di qua però, eh. Attenzione. Attenzione. Ok, andiamo a prendere questi. Ok, andiamo a investire questi qua. Anzi, giriamo, giriamo. Ah, questi sono andati proprio in bocca. Via, 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 via. Ok, perfetto. Oh, dai. Perfetto. Stanno arrivando i rinforzi, attenzione. Andiamo a prendere il generale nemico. Ma intanto è meglio che mi occupo di una ritirata qua perché...
Ok. Perfetto. Adesso teniamoci qua così. Poi andiamo avanti la cavalleria. Ok, perfetto. Perfetto, il generale loro è scappato. Ottimo, sta scappando. Andiamo a riprenderlo. Attenzione. Quadrato. Quadrato. Attenzione. Torniamo indietro. Ok, perfetto. Non vedo i nemici però. Ah, è rimasta un'unità qua. È rimasto il generale. Si è perdito. Perfetto. Adesso ricomponiamo l'esercito, solo... Adesso li manteniamo qui. Vediamo un attimo cosa succede. Ok, perfetto. Torniamo tutti indietro. Voi qua. Ok. Qua. Qui. Ok. Perfetto, perfetto. Allora. Cavalleria la mettiamo un po' più distante. Qua così. Ok, vediamo se ho qualche unità. No, non tirano più questi, ok. Mettiamo qui. Facciamo avanzare questi, allora. Portiamo qua. Ok, piano piano, con calma, non abbiamo fretta. Questi possono ancora tirare, perciò li mettiamo qui. Ok, un po' più ordinati, signori, per favore, Ok, non mi hanno solo un'unità da tiro, due unità da tiro, va bene, poca roba. Poca roba. Eccolo intanto che è arrivato il nostro generale. Attraversiamo il guado e ci posizioniamo qua. Ok, ho ancora unità da tiro qui in questa zona. Posizioniamo, direi, qua così. Ok. Ci mettiamo così, vediamo se riusciamo a fare un doppio attacco, uno da una parte e uno dall'altra. Intanto l'esercito si sta radunando. Andiamo avanti il tempo. Perfetto, eccoli che arrivano. Sapere questi cosa stanno facendo. Ah, deficienza. Ok. Perfetto. Abbiamo un gruppo di selezione, li spostiamo di qua. Ok, perfetto, perfetto. Questi sono quasi sistemati, mancano questi, intanto gli altri
Si sono riposati. Potrei fare anche un dentro tutti, ragazzi, perché fondamentalmente adesso siamo due eserciti contro uno. Ho due di cavalleria qui, ok. Vediamo magari di posizionare, di avanzare da questo lato prima. E poi entriamo dentro con la cavalleria. Direi che mi sembra un'ottima cosa. Adesso diamo una formazione di gruppo. Non credo ci siano delle imboscate da parte loro, però non si sa mai. Facciamo il giro. Restiamo sul limitare. Ecco che sono un po' indecisi sul cosa fare e noi sfruttiamo questa indecisione. Mamma mia, guardate ragazzi, guardate la massa di cavalli che arriva. Che sta arrivando, signori. Guardate la massa di cavalli. Mamma mia. Mamma mia. Fatemi vedere dove sta il generale. Eccolo qua. Perfetto, guardate, li stiamo sbriciolando. Perfetto, ottimo, ottimo. Rimaniamo qua. Anche siamo sotto al tiro, benissimo. Benissimo. Ok. Iniziamo a travolgerli, ragazzi. Travolgiamoli, travolgiamoli. 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 Si vede una mazza. Ok. Abbiamo un po' di malus con la cavalleria, ma va bene così. Ok, torniamo indietro. Torniamo indietro. Attenzione qua, tentano un primo approccio. Via, tutti dentro. Ehi, torna indietro tu. Torna, torna. È rimasto dietro uno di cavalleria. Bellissimi comandi di Rome. Vaffancucciolo. Via. Tutti dentro. Lo usiamo di qua. Allora, a parte che andiamo contro questi che li sbricioliamo. Forse. Non è questo il mio obiettivo, è andare contro questi, quindi passiamo attraverso. Attenzione. Attenzione, andiamo contro gli arcieri. Attenzione qua, come siamo messi. Ok. Ok, qui la cavalleria, perfetto, andiamo a rompergli le scatole a questi dietro. Oppure andiamo in supporto qua, dai, andiamo in supporto qua. Vedo che ci sono un bel po' di arcieri ancora.
Chiudiamoci. Ok, perfetto. Battaglia massiva su grande scala questa, ragazzi. Allora. Attenzione. Andiamo avanti. Andiamo a prenderci questi. Se sta a capire più una mazza, raga. Troppo bordello. Ok, entriamo dentro di qui. Andiamo a prendere questi. Ok. Allora, potevo condurla un po' meglio, effettivamente, questa partita, però. Andiamo a farli fuori questi che hanno rotto le scatole. Donna, questa cavalleria che non riesce a disingaggiare, incredibile. Sono forti loro, comunque. Ok. Andiamo di qua. Ok. Qua. Ok. Perfetto. Ok. Perfetto. Perfetto, ragazzi. Allora, continuiamo la battaglia, massacriamoli. E voi non la vedrete questo massacro enorme che sto facendo. Andiamo direttamente alla fine. Ok, direi che è sufficiente così, ragazzi. Usciamo dalla battaglia, bellissima battaglia. Un po' confusionaria, dovuta anche alla presenza
dei cespugli, lì, degli alberi, della zona boschiva, però dai, non male. Non abbiamo perso poco, ragazzi, abbiamo perso un quarto dell'esercito. Un quarto non è affatto poco, però ragazzi, guardate che perdite che abbiamo inflitto loro, veramente devastanti. Ce ne sono morti, sì, 30 per fuoco amico. Però ragazzi, guardate loro che perdite, perdite incredibili. Anche loro una 30 ne hanno persi, esattamente come noi. Con il fuoco amico, intendo, eh. Bella lezione che gli abbiamo dato. Castigati. Dai, c'è rimasta parecchio. A vedere lo standard c'è rimasta parecchia roba. Abbiamo perso una legione, peccato. E una cavalleria. Va bene. Cavallerie sono quelle più penalizzate, va bene. Guardate loro. Guardate loro. Incredibile. Li andiamo a... No, ad ammazzare. Mamma mia. Incredibile. Bella bella questa battaglia. Ora andiamo a terminarli. Allora, loro li portiamo subito, subito in fase di attacco. Subito, subito. Allora, qui possiamo ancora reclutare della gente, quindi andiamo sicuramente a farlo. La cavalleria, purtroppo, la nostra non è messa bene. Cosa cambia? Hanno l'attacco corpo a corpo, però bonus di carica 42. Un po' meno bonus di carica questi. Sono un po' più efficaci nel corpo a corpo. Allora, no, io voglio due volanti. Questi io a questo punto li toglierei dai giochi. Quanto ho ancora? Mm, ne prendiamo un altro. Vediamo se riesco a creare... Perfetto, ottimo. Questi li terrò un po' più indietro, visto che sono romani. E con questi andiamo a fargli la pelle. Prima loro. Direi che... modalità aggressione. Più inseguimento brutale. Abbiamo perso 21 uomini, vabbè. Uccidiamoli. E poi ancora questi. Questi, proprio brutale. Vediamo quanti uomini perdiamo in questo attacco brutale così. Senza né arte né parte. Se riuscite a perderne 10, incredibile, signori. 10 unità, va bene, dai. Allora, assacriamoli. Anche loro. Allora, ragazzi, tanta cavalleria. La dovrò unire questa cavalleria molto probabilmente. La dovrò fondere. Anche se il livello è veramente alto, però non sono più in grado di reggermi un assalto. Cartago Nova ha questo, ok. Potrei portarlo di qui, ma non mi servirebbe poi molto. Andiamo a posizionarci. Allora, prima di tutto vediamo se posso reclutare delle unità. Volendo sì, volendo sì. Certo, fanno un po' schifo, però potrei usare questi. Pellegrini, ho un casino. Mm. Ne ho tanti. Quando è che mi sale di fra due turni? Beh, questi potrei mantenerli anche a 14, per poi dopo richiamarli dopo, successivamente. Andiamo a fare da scorta questi. Dovrei... Allora, vediamo un attimo. Mi prendo la cavalleria, mi prendo questi. E a loro do. Potrei dare delle altre picche, però... Così. Dai, diamogli così.
Così mi prendo questi cavalieri che ormai sono scoppiati. E potrei fare un'altra di cavalleria così. No. Ok, va bene, rimaniamo in questo modo. Ok. Ho ancora veramente tanta roba, bene. Abbiamo il generale che ha acquisito un tratto. Perfetto, perfetto. Allora, vediamo un po'. Mi avanza 3009. Allora, vediamo qua come siamo messi. Male, direi. Male, male. Ah, fatemi vedere. Oh. Ah, non posso neanche reclutare questi qua con l'asta. Anche cavalleria. Allora, posso reclutare questi in realtà. Che non sono male, perché tirano, non sono male. Danno comunque un po' lo fanno. Certo, vorrei questi, però. Questi sono peregrini. Andiamo così. Poi qui dovrei creare un altro generale, vediamo. Crea forze. Ripristiniamo una tradizione, ma non puoi creare un esercito. Ok, mi sa che sono già arrivato al limite massimo. Ah, poi abbiamo in realtà questo esercito, è vero. Mi ero dimenticato di supporto. Ok. Questa Massiglia qua così. Non mi piace mica tanto. Non mi piace mica tanto, se devo essere onesto. Questi li teniamo qui. Distanza, ok. Ah sì, è vero, c'erano gli schiavi da far fuori. Andiamo a farli fuori. Non arriviamo. Sabotiamo l'esercito. Così. Ah. Si devo tenere qui. Potrei unire queste legioni, però. Piccolo esercitino, magari ne unisco una. No, teniamola qua, dai, meno 6. Le navi sono nel porto e stanno già costruendo qualcosa da prendere. Perfetto, trireme da tiro. Trireme d'assalto. Tutte da tiro. Quadrireme d'assalto. Calderone. E fa un'altra trireme da tiro. Un'altra trireme da tiro ci potrebbe stare anche una d'assalto. Queste qua però no, adesso le lasciamo così per ora. Conserviamoci 1200. Questa spia qua mi controlla la zona, va bene. Qua, esatto, avevamo visto un'unità di Cartagine ancora con elefanti, ancora molto grossa. Fammi vedere se posso andare. Allora, questi, esatto, sono neutrali. Non vogliono commerciare. Ok, li devo andare a neutralizzare il prima possibile. E questi possiamo fare un trattato di pace. Allora, sì, a questo caso qui lo facciamo. Hanno paura che gli facciamo il sederino. Allora, trattato di pace, pagamenti. Allora, non 9.000, facciamo 8.000. No. Ok, perfetto. Ci hanno dato 7, praticamente li abbiamo derubati praticamente. Ottimo, così possiamo andare a schiacciare questi. Possiamo andare a schiacciare questi, ma aspettiamo perché c'è questo esercito qui che non mi piace, voglio rimanere qua in zona.
Potrei fare liberare questo. Sì, ma anche no. In realtà vorrei trasformarlo in un porto peschereccio, visto che abbiamo il villaggio romano che ci dà tanto, tanto cibo. Mm, Lo trasformiamo, dai. Poi 6.000, con 6.000 possiamo fare tante cose, ragazzi. Allora, vediamo qua. Per esempio, potremmo fare una salumeria, però più incentrata sull'agricoltura. Vediamo, biblioteca, mercante di vino, no. Il centro cittadino, no. Più due reintegro l'esercito non sarebbe male. Pure mercante di schiavi. Commercio locale, produzione, più 5 attività produttive. Non sarebbe male. Mercante di schiavi. Pure un anfiteatro che ci dà più ordine pubblico, ma... O il mercante di buoi. Bestiame, commercio locale. Ma allora sfrutterei poco il discorso della costruzione, però non mi dispiacerebbe meno disordine da schiavi. Non mi dispiacerebbe. Facciamo. Qui abbiamo l'anfiteatro, va bene così. Qui dobbiamo ancora aspettare che la popolazione cresca a Roma, va bene. E qua, ok, avevamo una missione aperta, avevamo un obiettivo. Fatemi vedere. Esatto, wow, meno 15%. Nella costruzione, fatemi vedere, costruzione. Interessante. Però entro quanti turni? Entro 14 turni. Allora, potremmo anche fare temporaneamente, temporaneamente. Andiamo a farlo. Andiamo a farlo. Allora, qui intanto l'abbiamo fatto, va bene. E passiamo il turno, pace negoziata. Nemico in ritirata. Qui abbiamo un -2, ma non so dovuto a cosa, ma... Poi potremmo puntare benissimo a qualcosa di più... che ci faccia stare meglio. Qui abbiamo gli schiavi, ragazzi. Qui abbiamo gli schiavi. Allora, sì, questi vanno giù, scendono. Ma questi, a questo punto, allora potrebbero... Però, ragazzi, gli schiavi, unito al fatto... No, unito al fatto che qui la situazione è abbastanza tranquilla, visto che abbiamo chiesto la pace, io forse li porterei in su. Li porterei in su. E andremo a combattere gli schiavi. No, in 2 turni. Va bene. Va bene, va bene, va bene. Allora, niente ragazzi, siamo pronti per andare al prossimo giro, ma oggi ci fermiamo qui. Oggi ci fermiamo qui, non so quando uscirà questa puntata, se è lunedì o martedì. Vedremo, vedremo. Io sono Perso e come sempre ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi.